Il blocco della viabilità non è il solo disagio causato dalla pioggia, dagli allagamenti e dalla neve in montagna. È cominciata la conta dei danni in agricoltura in tutta la regione. I timori più forti sono concentrati sulla fascia dei vigneti DOC e dell'Isompra Maggiore nella zona del Veneto orientale che comprende la provincia di Venezia e di Treviso. Ovunque è allagata. I terreni non drenano e i fiumi sono al limite. Il Livenza oggi ha toccato il picco più alto negli ultimi 3 giorni, 5,79 m, e poi stanno crescendo i livelli dei fiumi Medusa, Brion, Bidoggia e Grassaga. Per gli allagamenti a Motta di Livenza hanno chiuso le scuole. È alto inoltre il rischio che marcisca il pregiato radicchio di Treviso o che il fango ne impedisca la raccolta. Il grano inoltre sott'acqua muore per asfissia e le temperature sopra la media potrebbero anticipare le fasi vegetative delle colture. Infine l'umidità potrebbe pregiudicare anche le colture sottoserra, facendo insorgere malattie e muffe. Nel Bellunese la bomba di neve caduta in questi giorni ha costretto gli agricoltori ad un notevole tour de force per sgomberare gli accessi alle stalle e mettere in salvo gli animali, soprattutto dove c'è il rischio del crollo dei tetti, nella zona dell'Alto Comelico in particolare. Secondo la Protezione Civile, l'allarme che riguarda tutta la regione non è ancora rientrato. Il livello dei fiumi continua a salire e oggi è esondato il canale d'Ossonna, Frescada di Preganziola nella Marca. Ancora situazioni delicate nella zona del Livenza. Tecnici e operai del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive si ruotano da giorni sul territorio per intervenire con pompe idrovore nei punti più critici. Stamane è stato necessario aspirare acqua anche a Casario sul Sile per una trascimazione che ha interessato via Torcelle. E poi ci sono state esondazioni nel Padovano, su tratti di strada o zone di campagna, lungo il graticolato tra Campo San Piero e Santa Maria di Sala, a Cadoneghe e tracimato Rio dell'Arzere.